Sventato un traffico di droga tra Sud America e Italia, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, con la collaborazione del Servizio Centrale Investigazione e Criminalità Organizzata e del Comando Provinciale di Roma, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 10 persone, 5 italiane e 5 colombiane, accusate a vario titolo di aver promosso, organizzato e realizzato un intenso traffico di sostanze stupefacenti dal Sud America. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP su richiesta della DDA di Roma. Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro, con la collaborazione della DEA statunitense, hanno permesso di accertare l'operatività di alcuni trafficanti colombiani che rifornivano di cocaina organizzazioni criminali operanti in Calabria, Lazio e Veneto. Particolarmente attivo è risultato un gruppo della capitale che, grazie a contatti diretti con fornitori colombiani, avrebbe realizzato diverse importazioni di stupefacente, utilizzando i più disparati metodi di spedizione e occultamento. Le Fiamme Gialle del GICO, sezione GOA di Catanzaro, hanno accertato in particolare l'impiego da parte dell'organizzazione sia di aerei charter e privati, con l'ausilio di corrieri, anche ovulatori, nonché l'utilizzo di navi, pianificando di nascondere lo stupefacente nei motori dei container frigo. L'attività ha permesso, tra l'altro, in occasione dell'arresto di un ovulatore all'aeroporto di Fiumicino, di accertare come gli indagati avessero allestito un laboratorio per la trasformazione della cocaina da liquida a solida, facendo appositamente trasferire in Italia un chimico colombiano, avendo l'organizzazione pianificato successive e ingenti importazioni di stupefacente. Nell'ambito dell'operazione odierna, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro, con la collaborazione di Scico e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, la cornice di sicurezza è stata garantita dai Baschi Verdi del Gruppo di Roma. Impiegate anche unità cinofile antidroga e un cash dog del Gruppo di Fiumicino.